Il consorzio teatrale calabrese, quando ero ancora un giovane studente, lo ammiravo moltissimo, andavo lì solo per ascoltarlo e per leggere le sue cose, qualche volta un po' in anteprima, un po' per chiacchierare, un po' per fare qualche giro, di cui poi anche parlare in questo libro. Beh, mi ritrovavo di fronte a un uomo che aveva una profondissima conoscenza dei problemi non solo della Calabria, ma dell'Italia contemporanea e in buona sostanza anche di tutto il Mezzogiorno. In questo libro io ho voluto ricordare appunto la complessità dello sguardo di Siciliano sulla Calabria, che non era fatto solo di, come dire, di memoria e di un sentimento di malinconia per le origini, anzi Siciliano era un uomo che spesso anche violentemente si allontanava da questo tipo di retaggi, di memorie, di calamite negative. Ha sempre guardato al suo rapporto con la Calabria come a qualcosa che lo proiettava fuori dai problemi della contemporaneità, ma nello stesso tempo lo faceva andare avanti anche nella critica delle questioni che riguardavano non solo la Calabria ma tutto il sud, tutta l'Italia contemporanea. Per lui la Calabria era un laboratorio di come tutta l'Italia è diventata, di come tutta l'Italia sta diventando, cioè un posto in cui le contraddizioni sono flagranti, spesso irrisolte, in cui avanza il negativo e spesso il mondo intellettuale della cultura non riesce a fare argine, non riesce neanche a dare indicazioni proiettive per soluzioni. Restava comunque questo profondissimo, intenso, appassionato, sanguigno rapporto che Enzo ebbe sempre con la Calabria, con le cose di Calabria, ci sentivamo spesso per telefono e lui sempre mi chiedeva per primo cosa succedeva qua, come andava la politica, e poi anche cose come dire, molto più umane, molto più terrene, molto più quotidiane e sentimentali, cioè come erano le giornate, che colore era il mare, appunto, il mare che lui tanto amava. E ci siamo fatti molte chiacchierate, insomma, sono corsi molti ricordi, abbiamo avanzato delle ipotesi. Io sono molto rammaricato del fatto che Enzo poi colpito dalla malattia ce l'ha portato via, perché avevamo pensato di fare un libro sulla Calabria contemporanea, mi sono rimaste delle tracce di quel lavoro che non ho più sviluppato. Ma la Calabria era un suo sogno ricorrente, ecco, una delle cose che mi diceva più spesso, mi meravigliava e nello stesso tempo come dire, addolciva anche il suo rapporto mediato con la Calabria, che lui ha sempre guardato a distanza, però anche con una profonda presenza, ripeto, non era solo intellettuale. L'ultima volta che venne in Calabria io ebbi il piacere e l'onore di fare con lui 3 presentazioni del suo romanzo, pubblicato per Mondadori, Non entrare nel campo degli orfani. E tutte le volte che siamo andati in giro per la Calabria lui aveva uno sguardo acutissimo sulle cose che accadevano intorno, era profondamente turbato, mi ricordo benissimo dalla negatività dei segni della modernità, dall'inquinamento visivo, dall'invadenza delle cose brutte che opprimevano la Calabria. Siamo andati a vedere i posti della sua infanzia, la casa di cui parla in Non entrare nel campo degli orfani, sul limite della piana della Mezzera. Mi ricordo una bellissima giornata, c'era un grande scirocco, il mare azzurro, eravamo assieme a Flaminia, la moglie di Enzo, e abbiamo fatto questo lunghissimo giro in cui Enzo a un certo punto si è quasi raccolto in commozione per ricordare un altro luogo, un'altra Calabria. Però un attimo dopo riprese a guardare quel paesaggio e mi disse delle cose che sono esattamente quelle che poi ho ritrovato nel suo ultimo bellissimo romanzo. Io credo che sia forse il romanzo più intenso, più forte che Enzo ha scritto e dedicato alla Calabria, La vita obliqua. Non è un caso che abbia usato in quest'ultimo romanzo una sorta di metafora storica, insomma abbia trapiantato lo sguardo del contemporaneo che Enzo era forte, acutissimo, estremamente critico, stigmatizzando ciò che accade oggi, cioè in buona sostanza l'invadenza dei poteri criminali, il sacco del paesaggio, l'impossibilità che questa regione ancora oggi prova sulla propria pelle di sentirsi moderna senza tradire se stesso. Ecco, se c'è una lezione che io ricordo vivissima, Enzo, era questa: bisogna essere capaci di vivere in qualche modo agli antipodi. Mi diceva sempre la Calabria è un posto per gente che vive agli antipodi, però qui avete le cose più straordinarie, più belle
abbiamo le cose più straordinarie, più belle d'Italia, e nello stesso tempo qui accadono le cose che accadono sempre nella storia della civiltà umana, l'oppressione, la violenza, le ferite sulla bellezza. E il suo sguardo si animava, diventava lucido, freddo, qualche cosa. Non è vero che assolveva tanto poi la Calabria. La Calabria per lui era un tormento, era qualcosa che gli rodeva il sangue, e c'era anche grande passione, grande amore per tutto questo. Non devo dire altro, credo. Grazie. Una breve testimonianza, un breve pensiero anche che nasce un po' anche dalla genesi di questo libro, ma poi anche che porta al futuro di cui siamo qui tutti oggi. Il libro nasce da un uomo che facemmo a sorpresa ai Delicatamente Siciliano quando 4 anni fa, il 27 maggio del 2004, adesso compì 70 anni. All'interno della rivista due argomenti, questo è un dato secondo me molto importante, capire Renzo Siciliano non soltanto appunto come scrittore, ne avete potuto percepire la pasta, la voce attraverso la lettura di Francesco, ma anche della sua presenza di intellettuale nel nostro paese, nel senso che quando per esempio all'inizio degli incontri di oggi si è raccontato del suo gesto, che poi sostanzialmente lo ha portato anche a una polemica che durò per settimane nel Macbeth prima serata. Qui sono tanti segnali che ci fanno capire la grandezza di questo scrittore e di questo intellettuale. E un altro aspetto molto importante nella sua visione intellettuale, che lo riportava secondo me a una dimensione, io direi, rinascimentale, e poi a quella dimensione, una parola che lui utilizzava spessissimo e che per tanti anni io, perché ero conosciuto il siciliano, non avevo mai capito il significato, ossia la parola umanesimo, nel caso del siciliano, che veramente probabilmente uno degli ultimi umanisti della storia umana, era la curiosità e l'apertura intellettuale verso le generazioni che venivano dopo. Vi assicuro che non è una caratteristica di tutti i grandi intellettuali l'apertura e la curiosità intellettuale che porta alle generazioni successive. Molte volte viene visto soltanto come un gesto di generosità, in realtà è anche questo e soprattutto un gesto culturale. E Siciliano la svolgeva attraverso la rivista Tre Argomenti, che è la rivista di cui è cresciuto, è nato segretario di redazione e poi è diventato direttore e diventato responsabile. La rivista era realmente, e lo è tuttora, attraverso anche la nuova direzione, attraverso Arnaldo, attraverso Mauro che collabora e tutte le persone che oggi compongono con gli argomenti, è veramente un luogo dove si incontrano e discutono fra loro autori e scrittori di generazioni diverse. Questo probabilmente il piccolo miracolo che aveva compiuto Enzo, ma che aveva compiuto insieme a Alberto Corrado e a Pierpaolo Pasolini, che sono stati insieme a lui grandi allenatori nei primi anni della nascita del movimento. E quando ci furono i suoi 70 anni, proprio per capire quanto fosse variegato il dato generazionale all'interno dei suoi argomenti, facevano una festa a sorpresa con vecchi nuovi redattori. C'era Arnaldo, c'era Francesco, che è stata molto divertente. All'interno del libro ci sono anche alcune foto che documentano quell'occasione molto particolare. Io mi ricordo che ci furono dei piccolini preparativi il pomeriggio con Flaminia, qui tentativi disperati di non far capire a Enzo quello che stava succedendo, che sarebbe successo nelle ore successive.
e il nostro regalo a Enzo fu una sezione all'interno di argomenti alla quale collaboravano, diciamo, scrittori e critici di più generazioni sulla narrativa di Enzo. Chiamavamo la sezione Auguri è mutato, perché negli indiani di Enzo siciliano la caratteristica inconfondibile, la sua caratteristica inconfondibile era quella di citare i personaggi che lui citava all'interno dei suoi dialoghi non venivano mai scritti per esteso, segnava solo la prima lettera del cognome. Ricordo che una volta ridemmo, lo scontemmo insieme quando lui scrisse Umberto Eco, perché Umberto Eco, ma hai risparmiato solo due consonanti, potevamo scriverlo tutto. E ricordo che quella sera il dato straordinario era che c'erano ragazzi di tutte le età, c'erano dai giovanissimi, infatti da poco dai venteni fino a scrittori coi cani di Enzo. Era veramente la fotografia, a mio avviso, di quello che Enzo aveva sempre voluto per noi argomenti, una rivista letteraria, però come dicevo prima, anche un luogo di ricerca, ma anche una di quelle, potremmo dire, botteghe del maestro rinascimentale, dove c'era il maestro che disegnava la tela, dove c'erano altri futuri maestri che ne imparavano il gesto e ne imparavano il tatto. Nel caso di Enzo soprattutto ne hanno imparato l'umanità. Grazie. Grazie, io vi rubo qualche minuto per raccontarvi una storia che riporta soprattutto ai più giovani, se mi è consentito. C'era un re che ormai viveva felice. Erano finite tutte le guerre, tutte le battaglie, non c'era più l'odore del sangue, non c'era più l'odore della strage. E questo re viveva sereno nella sua corte. Si beava soltanto di un fatto. Sentiva una musica che veniva da lontano, dal profondo, da piani inferiori. Era meravigliosa questa musica e il re, vincitore e sereno, ascoltava la musica e ne godeva. Ma lui non sapeva da dove venisse questa musica. Un giorno si rivolse al suo consigliere e chiese: chi è che canta? Da dove viene questa musica melodiosa? Il consigliere ammutolì. Passò un giorno e il re fece nuovamente questa domanda e il consigliere, con una smorfia amara, zittì. Al terzo giorno il re chiese: voglio sapere chi è che canta in questo momento questa musica melodiosa. E allora il consigliere guardò negli occhi il suo re e disse: mio sire, è quel poeta che tu hai condannato giù nel fondo della prigione, quello che senti un canto melodioso e la sua profonda e radicale sofferenza sono i suoi lamenti. I più giovani devono sapere che nella cultura c'è questo lamento. Il lamento non è però un qualcosa di psicologico, non è qualcosa che nel nostro caso, nel caso di Enzo, quando prima Francesco ha letto quel passaggio di Mia madre, finisce quel passaggio su questo timore che una cosa turpe e ombrosa possa far del male. Non è soltanto una questione psicologica, è qualcosa di più radicale. Quale? Il fatto che Enzo per tutta la sua vita abbia creduto fedelmente a un verso del suo grande amico, Pierpaolo Pasolini. Pasolini dice a un certo momento queste frasi, questi versi: solo l'amore, solo il conoscere conta, dà angoscia a vivere con un amore consumato. Ecco, amici miei, l'amore nella vita può essere consumato, può consumarsi, è di questo che dobbiamo temere. Noi dobbiamo temere di poter vedere il nostro amore incenerito. Noi possiamo e dobbiamo temere che tutto ciò in cui noi crediamo sia dissipato, sia distrutto, deflagri. Enzo, quando raccontava il suo spavento nel Mia madre andava il mare, e quando racconta del suo papà e vede il padre morto, vede un calzino bucato di tuo nonno e ne vede
vede la miseria e ne vede la tristezza tutta italiana e ne vede anche il grottesco. Questo spavento cammina anche nella notte da Trigna, quando si racconta la vicenda di una madre che è una suocera distante uccisa, morta, assassinata nei campi di sterminio nella Shoah, quando racconta della principessa dell'antiquario la vicenda di un uomo che entra in un sogno e da questo sogno